Un applauso enorme, buonasera, buonasera. Pensate, godetevi questa musica di questo meraviglioso maestro, il grande maestro Massimo Scattolin, che mi onoro veramente di presentare questa sera. Grazie veramente maestro, grazie di aver accettato questo invito. Pensate dove arriva la solidarietà. Io non so veramente come ringraziare un maestro internazionale che gira il mondo suonando questo strumento meraviglioso. Maestro, io vedevo le sue mani scorrere veloci, sicure, ma se le mani della politica scorressero come le sue, sarà impossibile, io penso, ma ci spero. Cosa vuol dire, maestro, essere nati a Treviso, ma poi girare il mondo? Cosa si sente di diverso? Prima si immagina che Treviso sia una città provinciale, una città così, una piccola città di campagna in cui la mentalità è molto ristretta. Poi a mano che il tuo orizzonte si amplia, cioè quando cominci ad andare prima in America, poi in Australia, poi in Cina, in Giappone, eccetera, 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 ti rendi conto che la bellezza che c'è qui e che è concentrata qui, dove siamo anche noi, qui a pochi chilometri da Venezia, a pochi chilometri da Verona, vicinissimi a Roma, vicinissimi. Tutto il mondo, quando dico, ma dove sei? Ma abito vicino a Venezia, Venezia, tutti rimangono sbalorditi ancora, perché tutti amano profondamente l'Italia. Tutto il mondo ama la cultura italiana. Posso dire una cosa? Certo, maestro. Più degli italiani. Ecco, la ringrazio di queste parole e con queste parole io vi presento anche gli ospiti di questa sera, perché oltre al grande maestro Massimo Scattolin abbiamo un altro grandissimo maestro d'orchestra che è Gianni Efrica, che ringrazio tantissimo anche lui. Grazie, grazie Gianni. Buonasera a di tutti. Questo invito che ti ho fatto e che hai subito detto di sì, ma soprattutto grazie per avermi portato anche questo grande maestro che è Massimo Scattolin. Abbiamo lavorato molto insieme io e Massimo, quindi siamo anche amici, abbiamo fatto tanti dischi insieme, quindi sono felice. Per noi di Veneti Schiacciati avere delle figure così importanti per noi è molto importante, perché non ci sentiamo più ultimi, ci sentiamo qualcosa in più, perché gli ultimi sono sempre visti proprio come ultimi dalla maggior parte della società. Invece voi oggi avete dimostrato che siete vicini agli ultimi e io di questo vi ringrazio a nome di tutti quelli che io purtroppo rappresento. Ma salutiamo anche l'avvocato Francesca Commissati. Con lei parleremo di donne, di queste donne lasciate dai mariti che non pagano gli alimenti, e lei darà anche un messaggio, anzi farà un appello, vero avvocato? Cosa sì, certamente, quello di combattere, di non darsi mai per vinte, perché gli strumenti ci sono e funzionano se utilizzati al momento giusto e con tempestività. Grazie avvocato, e adesso presento anche il dottor Pasquale Borsellino, che è già stato nostro ospite ma che è ritornato a trovarci perché bisogna parlare di giovani, di disabilità. Noi ne abbiamo tanti, io sono circondata ormai dalla disabilità, però mi ha fatto capire che essere diversamente abili delle volte è essere eroi, è essere campioni, e poi le dirò perché io volevo oggi veramente questa sera che lei fosse presente, perché vedremo un filmato che veramente ci toccherà nel profondo. E poi ringrazio anche tantissimo la signora Stefania Tottolo che è venuta qui perché ha un problema con la figlia, diciamo di salute della figlia, e vuole lanciare un appello. Poi ne parleremo anche con te Stefania di questa tremenda malattia poco conosciuta e tu lancerai questo appello. Però io direi adesso di aprire proprio col mondo diverso, col mondo dei diversamente abili. Guardate cosa vi faccio vedere. Ciao grande famiglia, oggi siamo a Lignano e guardate dove vi porto questa settimana. Leggiamo assieme a voi Bella Italia Village e siamo con due responsabili, le presento subito. La signora Rosy Simeoni. Cosa ci vuole dire di questa bellissima struttura? Il villaggio è meraviglioso, semplicemente meraviglioso. Accoglie ragazzi, adulti, persone diversamente abili, famiglie, turisti, accoglie qualsiasi tipo di clientela
e cerchiamo di dare veramente tutto quello che le persone possono richiedere. Cosa c'è in questa fine settimana, in questo weekend? Sono 3 giorni importantissimi. In questi 3 giorni importantissimi, come durante tutto l'anno, abbiamo una manifestazione a carattere mondiale di nuoto paralimpico ed anche il centro sportivo italiano che fa la manifestazione della ginnastica artistica con 1500 atlete iscritte che nell'arco della settimana stanno gareggiando. Benvenuti nella città di Lignano, in una location meravigliosa, siamo a 100 metri dal mare e a 200 metri dalla pineta, anzi immersi nella pineta di Lignano. Stiamo ospitando per la prima volta in Italia una Coppa del Mondo di nuoto paralimpico, la World Series voluta dal World Paraswimming, grazie alla collaborazione di grandissimi personaggi che mi affiancano ogni giorno, siamo riusciti a portare in Italia un evento così importante. Parliamo di 31 nazioni compresa l'Italia, più di 450 atleti, 2000 cartellini gare, 40 clubs. Faremo una riunione sabato qui a Lignano Sabbiadoro, all'EFA Village di Bella Italia, una riunione sulla pallanuoto paralimpica e verranno sabato fissate le linee, i principi politici e la progettualità di questo percorso. Speriamo che possano essere lanciate le basi per questa nuova e importante avventura. Cos'è il nuoto per te, Chiara? Libertà, mi piace quando nuoto e mi piace, sì, mi sento uguale agli altri. Ciao Francisco, tu vieni dalla Ciao, Spagna? España. En Italia, en Lignano, el ambiente estupendo, la gente maravillosa y un clima fenomenal. Il nuoto, come tutti gli sport paralimpici, è importantissimo, fondamentale, dà la possibilità di porsi degli obiettivi per chi vuole farlo a un certo livello e allo stesso tempo riesci a confrontarti con tanti altri ragazzi di altre nazioni e magari stimolarsi ancora di più a poter fare meglio e quindi rendere ancora più grande il movimento che abbiamo in Italia. Allora, adesso siamo con Federico Morlacchi, campione olimpico, 10 volte campione europeo, 4 volte campione del mondo. Diversamente abile non vuol dire niente se non che hai un'abilità diversa, che non vuol dire che sia meno, che non vuol dire che sia di più. Devi solamente imparare a sfruttarla. domanda assurda, ma io te la faccio. Cos'è il nuoto per te? Beh, il nuoto è, diciamo, la mia vita, è quello che occupa la maggior parte delle mie giornate, ma non è tutto, perché non si nuota per sempre, c'è anche altro nella vita e infatti in teoria sperando a ottobre mi laureo. Wow, di cosa, Marco? Osteopatia. Adesso siamo con Efrem Morelli. Campione? Io ho vinto il campionato del mondo lo scorso anno in Città del Messico e sono fatto terzo all'Olimpiadi di Rio. Ascolta Efrem, tu che sei campione, cosa vorresti dire ai diversamente abili? Perché per me sono poco ascoltati, queste Paralimpiadi dovrebbero essere più viste. Sì, sicuramente il movimento disabili si sta muovendo molto, però non è ancora abbastanza. In primis noi ragazzi che abbiamo un handicap dovremmo, tra virgolette, darci una scantata e cercare qualcosa di veramente diverso da restare in casa o dal fermarsi da tutto quello che può essere una vita normale. Quindi in primis quello e di conseguenza sono sicuro che migliorerà anche tutto il resto per quanto riguarda le strutture e tutto. Io è tanti anni che sono in carrozzina e comunque ho visto un cambiamento notevole in questi anni, cioè non me la sento sempre di parlare male, ma ho visto migliorare le cose, sicuramente non è ancora abbastanza, però si sta lavorando per farlo andare bene. Tu sei nato, diciamo, con questo problema oppure hai avuto un incidente? No, io ero un pilota di motocross, ho avuto un incidente in una gara nell'anno 2000, quindi... Cosa vuol dire per te, scusa se ti faccio questa domanda, ma secondo me bisogna parlarne di queste cose,
trovarsi a camminare e poi in sedia a rotelle, come si può vincere questa barriera enorme che all'improvviso ti cade addosso? Personalmente parlando posso dire che comunque sono riuscito a superare questo difficile momento grazie alla famiglia in primis, che non mi ha fatto sentire disabile o finito, mi ha dato la possibilità di continuare e mi ha spinto a continuare a fare quello che dovevo fare, insomma, e basta. E fare sport, cosa vuol dire per un disabile, per un diversamente abile? Sicuramente l'attività sportiva per un disabile è fondamentale, perché comunque aiuta a mantenere il proprio fisico in condizioni buone, e quindi è ancora più fondamentale in un disabile l'attività sportiva che in una persona normodotata. Ecco, io sono orgogliosa, mi commuovo ancora nel vedere questo filmato, nel vedere con quanta grinta, con quanta voglia di vivere, di vincere, questa passione che si sono ritrovati ad avere, perché abbiamo sentito uno faceva motocross e poi all'improvviso è successo questo. Dottor Borsellino, vedendo questi ragazzi e sentendo queste parole che vengono proprio dal cuore spontanee, perché quando gira la Mirella non c'è niente di scritto, cosa le viene da pensare? Non meritano questi ragazzi veramente di essere aiutati di più? Beh, innanzitutto è un messaggio bellissimo per i cosiddetti normodotati, no? Cioè, nel senso che penso che la forza e la determinazione che abbiamo visto in questi ragazzi possa essere un ottimo messaggio per tutti noi che a volte, pur cosiddetti normodotati, come dire, non reagiamo a sufficienza alle difficoltà, agli eventi critici, quindi questo può essere un messaggio educativo per tutti e di stimolo per tutti, insomma. Io penso che per questi ragazzi trovare un obiettivo nella vita, svilupparlo, dedicarsi ad esso, sia un modo per reagire agli eventi avversi della vita, nel caso di Efraim, il ragazzo che abbiamo visto. Quindi penso che sia un ottimo messaggio e penso che tutti noi dovremmo riflettere su questa cosa. Anche Ma non perché... le fa riflettere, dottor Borsellino, quando loro dicono io ho avuto la famiglia a fianco? È stata proprio la famiglia, la loro storia di continuare, di vincere, di lottare. Quanto è importante, lei è medico, è psicologo, è avere la famiglia a fianco, avere i genitori, i fratelli, tutta la famiglia? Beh, questo lo sappiamo, lo dicono gli studi, le ricerche, il vero ammortizzatore sociale in questo paese, anche in questa regione, è la famiglia, cioè nel senso che qualsiasi cosa ci accada, chi si prende cura, chi ci aiuta, chi ci stimola, sono la famiglia e i legami familiari che ci sono all'interno della famiglia. È uno dei problemi che stiamo vivendo, noi che lavoriamo nei servizi oggi, che a volte la famiglia non risponde con quella forza di un tempo, insomma, no? Sembra che i legami siano un po' più rarefatti, sembra che venga un po' a mancare quell'idea che quando qualcosa accade a un componente della famiglia, tutti gli altri ne sono, come dire, partecipi, no? Invece quello che sta accadendo, non lo dico io, ma lo dicono fior di specialisti, stiamo vivendo gli anni, l'epoca dei legami liquidi, no? Dove sembra che in funzione di un narcisismo, quindi di un individualismo, tutti noi stiamo poco investendo nei legami, nei rapporti. Con il rischio che poi quando abbiamo dei momenti di crisi o di difficoltà, questi legami non sono solidi come dovrebbero. Quindi... Certo. Però questo lo sappiamo, nella storia dell'uomo niente funziona di più di una famiglia, e quando un membro di una famiglia è in difficoltà, i cosiddetti caregiver, cioè i familiari che aiutano la persona in difficoltà, sono quelli che veramente creano cura per queste persone. Maestro Gianni Efrica, anche lei, chiedo, vedendo queste immagini, cosa si sente di dire? Questi ragazzi quando parlano, parlano con la musica, perché è una musica, sentire le loro parole. Cosa ci può dire? Sono veramente incredibili la forza d'animo con cui affrontano e superano questa loro condizione particolare, fa pensare molto. Io penso di essere un privilegiato, penso che tutti noi abbiamo delle preoccupazioni, dei pensieri, ciascuno di noi, però non ci guardiamo mai indietro e non ci rendiamo conto di essere veramente dei privilegiati
e di aver tante fortune, la fortuna della fisicità, la fortuna dell'intelligenza, la fortuna di aver avuto una cultura, di aver avuto una famiglia soprattutto importante che ci ha sostenuto, e quindi dovremmo un po' guardarci un po' indietro e renderci conto veramente della nostra condizione e evitare di lamentarci tanto. Certo. Dovremmo veramente un po' essere fare un passo un po' indietro. Un passo un po' indietro, certamente. Avvocato, è il caso di fare veramente un passo indietro guardando queste immagini, questi ragazzi, la voglia che hanno di vivere, di ricominciare. È vero che sono giovani, però proprio quando sei giovane magari cominci a capire che se fossi stato normale sarebbe stata un'altra cosa, invece loro si impegnano su un qualcosa di importante che è lo sport. Certo. Cosa le viene in mente vedendo anche lei queste immagini? Cosa si sente di dire? Ma io sono molto colpita emotivamente, anche perché, come diceva il maestro, si riflette su questo problema, sui problemi che incontrano ragazzi o comunque persone con delle disabilità solo nel momento in cui effettivamente si è messi di fronte a casi del genere. È difficile pensarci quando si sta bene. Ecco, mi colpisce il fatto che però spesso si è rimesso un po' all'iniziativa del singolo, alla sua forza d'animo, piuttosto che al sostegno delle famiglie, e probabilmente anche da un punto di vista sociale forse manca un aiuto significativo, nel senso che noi vediamo, ecco, questi ragazzi che hanno reagito, e mi domando quanti magari non hanno la stessa forza d'animo e la fortuna di avere la famiglia e la forza, e quindi poi magari dovremmo intervenire su quelli che non hanno quella forza d'animo e quello spunto, quell'iniziativa, quell'interesse che può poi effettivamente aiutare ad uscirne. Sicuramente sì. E come mamma cosa diciamo? Perché poi vedremo delle mamme. Cosa ti senti di dire come mamma? Mi sento di dire che purtroppo io sono qui anche molto emozionata perché rappresento, si stimano 300.000 casi in Italia di disabili non riconosciuti, non conosciuti. Sentite i numeri? Sì, è un numero alto. Però è solo una stima, perché mia figlia ha 12 anni e per nostra fortuna l'abbiamo scoperto anche in tempi molto brevi, lei è affetta da sindrome da fatica cronica. Generalmente, malattia rara? Più che rara, perché non è rara, perché 300.000 persone in Italia, ma però per curarla? Non è conosciuta. Non è conosciuta, e proprio perché non è conosciuta e non è presa in considerazione non c'è un marcatore, quindi per trovarla bisogna escludere tutte le altre patologie. I medici che se ne occupano in Italia sono molto pochi. Ma perché sono pochi allora? Si parla di 6-7 medici in tutta Italia, sono pochi perché mi è stato detto, perché io sono una mamma per cui non conosco a fondo e sono anche da poco in associazione, però mi è stato detto che in molte facoltà universitarie la sindrome da fatica cronica non viene neanche studiata. E là dove viene studiata i medici giovani probabilmente non si fermano perché è una malattia molto complessa, appunto perché non esiste un marcatore, quindi bisogna fare delle analisi molto particolari, non esiste una cura. Questi ammalati non hanno prospettive di guarigione al momento. E perciò loro fa ancora più fatica? Rimangono chiusi nelle loro case, perché la particolarità di questa malattia è che queste persone non hanno energia. Infatti io, vedendo il filmato, pensavo a questi diversamente abili che hanno l'energia per in qualche modo uscire dai loro problemi. I nostri ammalati invece non hanno l'energia, quindi passano le loro giornate a letto. Nei casi molto gravi non possono essere, qualsiasi stimolo esterno provoca fortissimi dolori, la luce, il suono, il tocco, quindi diventano persone veramente impossibilitate a vivere una vita normale
di relazione. Stefania, da cosa ti viene questa pacatezza, questo parlare di questa malattia di tua figlia proprio in maniera così sereno, così, proprio per la difficoltà che hai avuto in tutti questi anni di capire, di vedere? Perché, e sono qui per questo, questa malattia ha bisogno di essere conosciuta, è assolutamente necessario, a partire dalla classe medica naturalmente, tutti i professionisti della sanità, poi gli psicologi, i neuropsichiatri, perché queste persone iniziano come possiamo aver iniziato noi, con dei dolori, l'incapacità di affrontare la giornata, non si riusciva ad andare a scuola, quando andava un'ora dopo doveva andarla a prendere, poi si va dal medico e questo fa fare un sacco di esami e gli esami sono tutti negativi, questo è anche il fatto, e quindi i medici stessi non sanno ben da che parte orientarsi e non sanno orientare la famiglia. Nel nostro caso mia figlia avevamo capito che aveva la mononucleosi, quindi pensavamo di essere arrivati ad una diagnosi. Questa è conosciuta, diciamo, questa è conosciuta, sì, ci dicevano può servire anche un anno, aspettiamo un anno, però invece di migliorare peggiorava sempre più. Ha chiesto al medico di base cosa si poteva fare e lui mi ha detto guarda, possiamo solo accompagnarla. Cioè, questa cosa per una mamma e un papà è una cosa un po' difficile dire possiamo solo accompagnarla. Per fortuna di questi anni esiste internet, in internet ho trovato questo mondo dei malati di sindrome da fatica cronica che non amano tanto questa definizione, il nome proprio è encefalomielite mialgica, perché la fatica cronica è sintomo di molte malattie, dal diabete. Allora ci fermiamo qua, guardiamo il secondo parte di filmato e poi ritorneremo a parlare di questa malattia. Allora adesso siamo con una mamma, ma di un ragazzo, di un campione. Allora, mamma Sandra, cosa vuoi dire a tutti questi ragazzi? Se parliamo in generale, tuo figlio sappiamo già che è un campione. Grazie. Ma questa adrenalina, questa carica che hanno questi ragazzi, cosa vuoi dire come mamma a tutte le mamme, quelle che non riescono a capire che diversamente abili non vuol dire niente, certo. Anzi. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, è un onore per me essere intervistata. Sono ragazzi fantastici, ragazzi che veramente hanno una grinta in più rispetto agli altri, secondo me, anche se sono ragazzi, che dire, sono veramente tutti speciali, perché cercano nella loro disabilità di trovare la volontà comunque di affrontare la malattia, di affrontare l'impegno, e attraverso il nuoto, attraverso lo sport riescono ad avere grandi soddisfazioni. Sono veramente dei grandi campioni nella vita e nello sport. Adesso siamo con Isabella Gottardi, che è la mamma di un atleta che lei adesso ci spiega e che salutiamo. Dunque, mio figlio è Francesco Bocciardo e ha vinto la medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Rio nel 2016 nella specialità dei 400 stile libero, quindi insomma, è stata una delle 2 medaglie d'oro della nazionale italiana, quindi insomma una grande soddisfazione. A tutte le mamme che si creano questo problema, quando appunto a una mamma viene detto guarda che il tuo bambino non è del tutto a posto, diciamo così, Isabella. Certo. Cosa vuoi dire a queste mamme? Bisogna dire che prima di tutto bisogna affrontare la realtà, prima di tutto. Poi non bisogna assolutamente scoraggiarsi, bisogna sostenerli sempre, bisogna sostenerli a 360 gradi, cioè non è la fisioterapia, lo psicologo, è tutto. Quindi il sostegno della famiglia, il sostegno degli amici, soprattutto non scoraggiarsi, sapere che giustamente ci sono 1000 possibilità. Sono ragazzi che comunque hanno una marcia in più, c'è poco da fare, perché sarà, non lo so, una questione naturale, però di fatto sono ragazzi che hanno una marcia in più. Non bisogna nascondere le cose, la cosa più sciocca che si può fare è rifiutare il problema e invece affrontare le cose e capire che ci sono rimedi per tutto. Adesso siamo con l'amministratore delegato di questa meravigliosa struttura che è? Federico Delaini, un piacere, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Cosa ci vuole dire di queste meravigliose giornate e di questa ospitalità eccezionale per questi ragazzi? Beh, innanzitutto è un piacere poter ospitare manifestazioni come questa e devo ringraziare gli organizzatori di questo.
Devo ringraziare anche l'opportunità che ho avuto in questo momento di poter essere in questo posto per gestire questa meravigliosa azienda che ha un prestigio nel Friuli Venezia Giulia Lignano innegabile e storico. È Villaggio Italia. Bella Italia Endefa Village, ex Jetour, e soprattutto mi ha fatto riscoprire un mondo che non conoscevo, il turismo sportivo, e queste manifestazioni meravigliose dove aggregano tantissime persone che possono tramite lo sport esprimere tutto il massimo di quello che possono dare. E comunque tutto questo è anche grazie alla collaborazione di tutto lo staff e di Eloisa e di tutti i ragazzi e le persone che hanno lavorato per tanti anni e continuano a lavorare con lo stesso impegno che hanno sempre avuto. Adesso siamo con il presidente del CIP Veneto, Ruggero Vilnai. Cosa ci vuole dire, presidente, di questa meravigliosa struttura, di queste 3 meravigliose giornate? Abbiamo sentito 30 stati che gareggiano. Certo, effettivamente come Veneto noi invidiamo un po' questa struttura perché nel Veneto purtroppo non ce l'abbiamo, allora siamo ben accolti qui in Friuli che con Bella Italia non è il primo evento che si organizza, ma certo questo è un evento davvero importante e siamo orgogliosi di poterlo organizzare perché un campionato mondiale non è da tutti i giorni. Senta Presidente, ma non sarebbe ora di fare un'unica Olimpiade? Perché farne 2, Presidente? Qui dobbiamo veramente riflettere, è ora che facciamo un'Olimpiade solo. Credo che questo sarà difficile a realizzare questo per i numeri, perché le Paralimpiadi sono cresciute tantissimo, anche come numeri, e quindi mettere insieme sarà un po' difficile. Poi qualcuno dice anche che avremo meno attenzione, che magari oggi forse si potrebbe mettere in discussione questo. Allora io faccio una trasmissione che si chiama Sveglia Veneti. Lo diciamo, Presidente? Direi sì, ma lei è veneta o è... Ah, ecco, allora... Allora facciamo un Sveglia Veneti, Presidente. Sì, diciamo che i veneti si può sempre fare meglio e di più, però diciamo che il Veneto è avanti rispetto alle altre regioni. Non passa il fiammifero, Presidente? Diciamo Sveglia Veneti, sì, via. Abbiamo una settimana intensa di avvenimenti, anche perché abbiamo 2603 ginnaste che si devono cimentare in tutti gli attrezzi suddivisi per categorie. E per i ragazzi cosa vuol dire trovarsi in una struttura così importante, ma soprattutto che offre servizi? Esatto, una bellissima esperienza sportiva, ma ovviamente se la struttura è adeguata anche alla manifestazione questo giova maggiormente. Da dove sei, Jennifer? Da Reggio Emilia. E tu? Alessia. E da dove vieni? Da Colorno. E tu? Io Irene e vengo da Mantova. Cosa vuol dire, Irene, trovarsi in questo posto meraviglioso ma con questi ragazzi meravigliosi? È un'esperienza fantastica e non vedo l'ora di fare la gara. E tu? Sì, sentirsi è un'esperienza da fare sempre. Sì. È un'esperienza molto difficile perché ci sono tante persone forti, però ce la si può fare. Cosa insegna la ginnastica artistica? Per me tutto. Beh, essere responsabili di se stessi. Anche per me è tutto e soprattutto a renderci responsabili, ci aiuta molto anche per me aiuta molto anche nel fare amicizia con gli altri. Ma soprattutto secondo me avete dei genitori meravigliosi, perché tutte e 3 sì. Perché avete detto sì? Perché comunque per noi fanno tanti sacrifici e ci portano ovunque, ogni giorno in palestra e non è facile neanche per... Esatto. Poi io che abito lontano mi portano sempre a ginnastica. Anche per me è la stessa cosa, sono molto... grazie a loro riesco a fare questo sport perché altrimenti farei fatica. Quindi abbiamo dei genitori meravigliosi tutte. Quanta volontà ci vuole per riuscire veramente a centrare l'obiettivo che sono le medaglie, che sono queste sfide per le ragazze? Quanto impegno ci vuole? Purtroppo la ginnastica artistica non è un videogioco e quindi ci vuole molto impegno e soprattutto tanto tempo a disposizione perché è un lavoro tecnico e quindi bisogna assolutamente stare in palestra molte ore. Opla!
chissà quanti genitori magari vedendo questo filmato questa sera verrà un po' voglia di portare un po' i loro figli a praticare questi sport. Dovete farli fare sport i ragazzi. Guardate, io vi ho fatto vedere questo filmato proprio per aiutarvi a capire che i ragazzi hanno bisogno di muoversi, di giocare, di stare assieme con altri ragazzi, anche quei diversamente abili, che sono dei ragazzi meravigliosi. Maestro, ritorno a lei. Lei, vedendo questi premi, queste cose, dirà: anch'io però ho fatto qualcosa per cercare di aiutare l'Italia, per cercare proprio di vincere un qualcosa, di portare a casa. Che cos'è che ha vinto lei, maestro? Allora, io non sono uno sportivo, nel senso che il mio lavoro è quello di stare fermo, immobile, per delle ore a scrivere le palline nere su un pentagramma, quindi purtroppo soffro molto di mal di schiena, proprio per questa ragione, e ore e ore a scrivere musica è molto faticoso, fisicamente anche, oltre che mentalmente. E niente, ho vinto il Los Angeles Music Award nel 2015. Sì, adesso lo vediamo, maestro, mandiamo le immagini di questo premio. Questo è il Red Carpet, il Red Carpet prima della premiazione a Hollywood. Hollywood? Sì, e poi anche nel 2016 ho vinto come compositore di colonne sonore, ho vinto un altro Los Angeles Music Award, adesso qui stanno facendo un po' di foto. Stiamo guardando, scorrono le immagini del premio. Nel premio poi ho ricevuto questo premio, poi dopo successivamente ne ho avuto un altro a Las Vegas e questo novembre un altro a Los Angeles. Quindi insomma sono... Vedo che si emoziona ancora, perché sono dei ricordi bellissimi. Questo è il... Eccolo qua, vediamo. Thank you all, thank you America, thank you Hollywood, thank you America. Allora maestro, cosa diciamo? Treviso nel mondo, prima abbiamo sentito il grande maestro Massimo Scattolin, adesso lei con questi premi, ma allora qualcuno ci invidia anche qualcosa o no? Ma io sono sempre emozionato perché so la fatica che ho fatto per raggiungere determinati obiettivi, traguardi. E quindi la soddisfazione è grande, anche perché c'erano 9 nomination in tutto il mondo e di 9 nomination ho vinto io, quindi insomma è una soddisfazione indubbiamente grande. Trevisani nel mondo, io e Massimo, intanto che lui è in Cina o in dov'è che suoni tu? In Australia? In Australia, non mi veniva l'Australia. Magari io ero in America, poi ci troviamo qui, facciamo dei dischi insieme, poi lui parte per la Cina e io... Insomma, il maestro sta sorridendo, vero maestro? È proprio vero che è così? Sì, no, ma è realmente così. Poi ci troviamo ogni tanto qui con degli altri musicisti, allora magari per 2 o 3 mesi siamo qui fermi e ci si incontra, si lavora, componiamo. Senta maestro Efrica, e questa chiusura verso il diverso, quello che viene da lontano, come la vede questa situazione che si è creata in Italia? Cosa avrebbe da dire lei poi maestro nel mondo? Ma io devo dire che io non riesco a capire, come non riesco a capire il razzismo, nello stesso modo non riesco a capire certe chiusure nei confronti proprio non le capisco, mi sfuggono le logiche. Ma forse è il comportamento magari scorretto, oppure questa la chiamano invasione, improvvisano, non è stata capita bene, non è stata soprattutto studiata anche nei particolari, perché questa gente vive in maniera anche più decorosa, perché abbiamo delle situazioni che veramente fanno pensare. Sarebbe un discorso molto lungo che io già feci una volta in un'altra tua trasmissione, perché ci diamo del tu noi, quindi già in un'altra trasmissione a Focus, brava, feci un discorso piuttosto articolato su questo argomento e non sto qui a ripeterlo perché sarebbe un po' lungo, ma è molto più
più complesso di quanto si possa pensare, non è una cosa così semplice. Bisogna essere molto ragionevoli e soprattutto molto umani, bisogna avere molta umanità e capire i motivi per cui succedono certe cose, quindi tu lo sai come lo penso, io sono molto... Lei è una persona invece molto umana e molto sensibile, e ora parlando di umanità e di sensibilità vediamo la vostra con l'assegno di questa settimana. Oggi siamo sotto questo meraviglioso albero che ci protegge, è un albero meraviglioso, un pioppo secolare, perché deve proteggere la nostra Viviana. Eccola qua, ciao Vivi! Ciao Mirella, Come va? abbastanza bene. Sono contenta. Allora, raccontiamo un po' il tuo percorso, cosa stai facendo? Allora, partiamo che sono inserita in una famiglia del progetto IESA, che praticamente sono adulti che prendono in affidamento altri adulti inseriti comunque nel CSM, seguiti dal CSM. Che sarebbe? È Centro Sanità Mentale. Io sono seguita dal CSM perché a gennaio dell'anno scorso ho tentato il suicidio e non ho famiglia, non ho nessuno a cui appoggiarmi, e chiaramente avevo detto che se non c'era una soluzione migliore avrei ritentato il suicidio, perché in quelle condizioni non avrei continuato a vivere. Allora, siccome non è semplice trovare una famiglia IESA, intanto ho fatto 4 mesi in una comunità terapeutica. Viviana mi ha chiamato perché purtroppo faceva un lavoretto, però questo lavoro adesso al momento non c'è più e perciò lei non ha nessun soldino. E come fa, poveretta? Non può spostarsi perché non ha la patente, non ha niente. E allora è intervenuta la grande famiglia, perché noi li assistiamo queste persone, non è che le prendiamo una volta, noi, ripeto, non facciamo scoop con queste persone, noi proprio le accompagniamo finché loro non trovano la strada giusta e sono indipendenti. Siccome Viviana non è ancora indipendente, ci siamo noi, perché i soldi che voi ci date servono a questo, ad aiutare queste persone. Queste sono brave persone, persone che hanno sofferto molto. Allora sai cosa ti dico, Viviana? Che adesso ti do una cosa. Chiudi gli occhietti, apri gli occhietti, eccolo qua Viviana, questo è tutto per te. Sono tanti? Cosa vuol dire ricevere? Perché spiega cosa vuol dire avere 2 soldini in tasca e non aver niente, Viviana. Ti senti libera. Allora, io ho una bicicletta, sempre grazie a te, però purtroppo è più le volte che si rompe che altro. Io sono andata in giro a vedere di biciclette nuove, ma meno di un certo prezzo non le hanno, e questo vuol dire che mi posso prendere la bicicletta nuova, che perciò posso muovermi, perché dove posso vado con la bicicletta, non è che prendo i mezzi volentieri. E poi avrei queste scarpe qua che sono rotte e sempre... tue cosine. Sì, ma allora la sorpresa non è finita qua. Tieni sto microfono. È duro. Ecco qua il secondo regalo. Bicicletta nuova. Guarda. Te l'aspettavi? No. Cosa si prova? Non so, cioè non so, non ho parole. Allora, visto che non hai le parole, di un grazie a sta grande famiglia che veramente ti vuole bene. Grazie tantissimo e vi auguro di avere sempre una vita serena, perché quando sei sereno sei in pace con tutto. Grazie anche a Viviana, ma soprattutto grazie a voi che mi permettete, veramente grande famiglia,
di riuscire a portare un po' di sorriso su queste persone, a queste persone che hanno veramente tanto sofferto. La vita di Viviana è stata terribile, non aveva più nessuno, per ben 2 volte, come avete sentito, ha tentato il suicidio, per fortuna che non è andato a buon fine, diciamo così. Ma dottor Pasquale Borsellino, ma cosa devono fare queste persone per far capire che devono avere dei punti di riferimento, di essere aiutati, di essere capiti, di essere un po' accompagnati, senza famiglia, senza lavoro, nessun soldo in tasca? Come si fa a vivere in queste condizioni? Ma queste persone ci ricordano la fragilità. Come dicevamo prima, alle persone normodotate non piace la fragilità, cercano di sfuggire dalla fragilità stessa, anche il discorso del maestro di prima, cioè il diverso ci spaventa in quanto diverso, e tutto ciò che è diverso, lo straniero, il disabile, la persona che vive ai margini, come la signora di prima, è inquietante per la persona cosiddetta normale. Allora cerca di allontanarla e la comunità perde la capacità di mutualità. Perché se c'è una cosa che ha sempre salvato l'umanità è il farsi prossimo e stare vicini. Questo è sempre stato nella storia Però dell'uomo. abbiamo sentito anche che ci sono delle alternative, ci sono questi percorsi proprio grazie all'ULSS che ha messo in piedi questa accoglienza da parte di alcune famiglie che chi vuole può adottare, diciamo tra virgolette, questi ragazzi, queste ragazze, e anche vengono pagate perché ricevono uno stipendio, ancora anche queste famiglie in difficoltà vengono aiutate ma aiutano. Mi sembra una bella cosa, però c'è poca informazione, dottore. Allora Mirella, il problema serio è che in questo paese bisogna cominciare a essere sinceri. Ossia quello che è sempre stato propugnato, pubblicizzato come welfare state, lo Stato che interviene sempre, aiuta tutti, questo è un miraggio irraggiungibile. Ecco. Cioè nel senso, anche nei cosiddetti paesi nordici in cui esiste l'assistenza dalla culla alla tomba, questo modello si è rivelato fallimentare. Allora noi dobbiamo parlare non più di welfare state, lo Stato che interviene, qualsiasi cosa accada in questo paese, lo Stato, no? Allora io invece sono per un welfare community, cioè la comunità, lei ne è un esempio con la sua trasmissione, cioè attiva, sensibilizza e fa capire alle persone che basta poco per occuparsi di altre persone, perché nella situazione di prima della signora bastava come dire che 2 o 3 cose nella vita ci andassero male a ciascuno di noi e potevamo essere tutti benissimo in quella situazione lì. Sì. Allora voglio dire, o ritroviamo il senso di una comunità che trova la capacità di tornare ad aiutarsi, questo è sempre stato nella storia dell'umanità, o con l'idea che quando c'è un problema debbano intervenire i servizi, lo Stato, io lo trovo come dire, oltre che eticamente sbagliato, ci va a perdere il senso di corresponsabilità. Certo. Allora, da questa trasmissione bisognerebbe dire con forza, mutuando quello che disse Kennedy ai suoi cittadini, smettiamo di chiederci cosa l'America deve fare per te e incominci a chiederti cosa tu devi fare per l'America. Esatto. Cioè, guardati intorno e qualcuno da aiutare lo trovi. E non può esserci sempre l'istituzione, lo Stato, anche perché stiamo spendendo più di $1.000 pro capite di assistenza. Al di là della politica che vince o non vince, esiste una proporzione tra spese che noi eroghiamo nell'assistenza e prodotto interno lordo. Nel momento in cui questa proporzione non è equilibrata, il sistema economico va in default. Quindi basta con quest'idea di che sia qualcun altro a occuparsi delle persone che ci stanno intorno. Ripeto, la sua trasmissione, per questo sono venuto quando lei mi invita, vengo volentieri, perché è un tentativo di trovare un senso e una trama nella comunità locale, cioè incominciare a pensare che quello che accade alle persone che abbiamo intorno ci riguarda, perché potremmo essere noi al loro posto. Senta, dottor Borsellino, un'altra cosa che veramente ci ha sconvolto in questi giorni, ieri, l'altro ieri, questa ragazzina giovanissima che si è uccisa per una lite, sembra col fidanzatino.
un altro femminicidio, altri 2 femminicidi. Ma cosa succede in queste menti? Cioè la fragilità da parte di questi giovani ragazzi, perché non si riesce a capire, erano dei ragazzi normalissimi, 2 ore prima mangiavano un gelato, poi si è uccisa, il ragazzo sembrava normalissimo e poi ha ucciso la fidanzata. Ma cosa succede in queste menti? Possibile che non ci siano dei segnali prima, che qualcosa non vada proprio storta? È proprio vero che sono normali del tutto? Cosa succede? Beh, quello che sta succedendo nel mondo dei giovani è molto molto particolare, andrebbe approfondito. In provincia di Treviso abbiamo, come dire, 110.000 minori attualmente, sono il 12%. E quello che sta accadendo è che la seconda causa di morte in provincia di Treviso è il suicidio tra i giovani. No? Avete questo sentito? Interroga il mondo degli adulti, cioè perché vedete non possiamo pensare che questi adolescenti, giovani, siano degli alieni che vengono da un altro mondo. Purtroppo sono cresciuti dentro i nostri modelli e dentro la nostra capacità educativa. Allora voglio dire, li aiutiamo se siamo in grado di mettere in dubbio gli adulti. Certo. E allora andiamo a interrogarci sul modello educativo oggi imperante. Il modello educativo classicamente nelle famiglie oggi è evitare le frustrazioni, facilitare la loro vita, fare al loro posto, detto in altri termini, disabilitarli alla vita. Sì. La famiglia ha perso il ruolo del laboratorio, del luogo dove ti aiuta a sviluppare anticorpi. Ma c'è troppo poco dialogo secondo lei, dottore? Io penso che i genitori parlano troppo poco con i loro figli, forse non li conoscono neanche, non tutti, ma una buona parte non conosce bene, secondo me, il figlio che ha davanti. Ma questo, la cosa che ci dicono le ricerche è che negli ultimi 15 anni è calato drammaticamente il tempo di permanenza dei componenti all'interno della famiglia. Il pranzo ce lo siamo giocati tutti perché siamo tutti fuori casa, adesso anche la cena, no? Quello che è importante, che sarebbe importante, è il tempo condiviso, che può essere il tempo della comunicazione, delle difficoltà, eccetera, eccetera. Questo manca all'interno delle famiglie. E questo fa perdere, come dire, forza nel legame, perché il tempo che noi dedichiamo alle persone a cui vogliamo bene che fa crescere il legame. Purtroppo i membri della famiglia oggi stanno sempre di meno insieme e quando stanno insieme, anche un po' responsabilità dei nuovi sistemi, le nuove tecnologie. Ma non è colpa dei ragazzi allora, dottore, allora è colpa dei genitori, perché se io mi sento solo, mi chiudo in camera e tu genitore non vieni neanche a vedere cosa sto facendo, oppure mi dici com'è andata la tua giornata oggi, cioè questo ragazzo cosa deve fare, che grida di aiuto deve dare? Su questo io non ho dubbi, gli adulti fanno fatica a star vicino a questi nuovi adolescenti. Non facciamo altro che giudicarli perché hanno sempre il telefonino in mano, sono sempre su internet, ma allora voglio dire, se loro hanno sempre il telefonino in mano, sono sempre su internet, un motivo ci sarà. Sì. Quanto noi riusciamo a essere attrattivi nei loro confronti, quanto riusciamo a essere interessanti dal loro punto di vista. Oggi, se lei parla con un adolescente di 16 anni, come dire, o entri nel suo linguaggio, ti fai spiegare cos'è YouTube, cosa sono, come dire, questi youtuber, che fenomeno è questo? I social. Oppure fai come il classico adulto giudicante che dice ho visto quel youtuber che ha 6 milioni di contatti ed è un deficiente, no? Invece l'adulto dovrebbe essere più riflessivo, capire perché, come dire, quel ragazzo con quel linguaggio, come dire, attrae 6 milioni di persone. E attraverso, come dire, mettendo loro nel ruolo di protagonista, chiedergli a loro di spiegarci la realtà, perché oggi i nostri figli, secondo me, sono più in grado di spiegarci la realtà, perché viviamo in un mondo dove, per la prima volta nella storia dell'umanità, loro
riescono a padroneggiare meglio le tecnologie di noi adulti. E allora certe cose, come dire, perché non farcele spiegare da loro? Avvocato, perché non farcele spiegare da loro? Allora, lei che vive queste situazioni, perché sì, difende le donne, però vicino a queste donne spesso e volentieri ci sono dei figli. Certo. Come vivono i figli le separazioni, i divorzi, avvocato? Quanto soli si sentono quando vedono due genitori che si separano, anche se io sento dire dai genitori ma io sono in ottimi rapporti con mio marito, col mio ex marito, siamo amici. Cioè questa amicizia come la vivono i ragazzi? Non bene sicuro. No, certo, la disgregazione familiare è un problema per i bambini, inevitabilmente, per i bambini, per i ragazzi, per gli adolescenti, e personalmente cerco infatti di spingere i miei assistiti, quindi mogli e mariti, i genitori, quindi la coppia genitoriale, a non dimenticarsi che continuano ad essere coppia genitoriale sempre, nonostante la disgregazione della famiglia, lo scioglimento del matrimonio, e quindi non dimenticarsi di questo ruolo fondamentale, perché poi il problema è innegabile, anche qui non possiamo nasconderci dietro un dito, le separazioni e i divorzi ci sono, in molti casi è corretto che ci siano, la famiglia ha bisogno sicuramente di un supporto di un esperto, di uno psicologo piuttosto che di un mediatore familiare, perché aiuti e traghetti secondo me la coppia genitoriale in questo momento disgregativo. Però i figli, diciamo la verità, avvocato, non vorrebbero mai che i genitori si separassero. No, certamente no, i figli vorrebbero i genitori felici assieme, purtroppo non sempre si può, e la separazione, dobbiamo dirlo, deve essere poi a volte uno sbocco, è necessario. Il problema è assistere i minori, cercare di non strumentalizzarli, che è una cosa che purtroppo si fa, vedo anche genitori anche culturalmente preparati, persone sensate, che però in quel momento di crisi familiare purtroppo dimenticano che stanno ferendo i propri figli, quindi li strumentalizzano e quindi bisticciano. Ecco perché la figura poi dell'avvocato che assiste ovviamente la famiglia in quel momento di disgregazione, secondo me è opportuno che sia affiancata poi da altre professionalità che devono poi aiutare e accompagnare la famiglia in questo momento. Avvocato, quando avvengono queste separazioni è il ragazzo che decide con chi andare, perché i figli vengono divisi, uno va al papà, uno va alla mamma, cioè sono proprio loro ascoltati oppure sono sempre i genitori che decidono chi vogliono? No, allora i figli, i fratelli intanto si cerca di non dividerli, quindi ovviamente si sceglie di collocarli, perché adesso l'affidamento, insomma sono ormai dal 2006 che l'affido deve essere un affido per forza congiunto, quindi vengono affidati ad entrambi i genitori e poi collocati, è un termine che io trovo brutto, però si parla di collocamento presso la mamma o presso il papà, che è il genitore di riferimento, meglio genitore prevalente, anche questo è un termine brutto, però di fatto bisogna che abbiano la residenza o presso il papà o presso la mamma, e poi i tempi di permanenza vengono stabiliti. Naturalmente dove c'è un conflitto, quindi una separazione giudiziale, sarà il magistrato a decidere i tempi di gestione dei bimbi, e nell'ipotesi invece di separazione consensuale l'accordo viene poi confezionato dai genitori, ovviamente con l'aiuto dei legali, che possono essere due, può essere anche uno solo ovviamente nell'ipotesi di una separazione consensuale, però viene prestato poco ascolto ai minori, anzi è proprio previsto che prima di una certa età, quindi prima che il minore, certamente se non ha capacità di discernimento, non viene sentito, anche perché si ritiene, secondo me correttamente, che le aule del tribunale non siano esattamente l'ambiente più idoneo dove portare un minore, tantomeno ascoltarlo, anche perché poi il minore spesso subisce o dei condizionamenti da parte dei genitori o comunque non può sentire sulle sue spalle il peso della scelta, scelgo la mamma, voglio stare più con la mamma, voglio stare con il papà, quindi correttamente è opportuno che non siano loro a scegliere. Certo che nel momento in cui cominciano ad avere un'età, penso anche al sedicenne, anche un po' prima, può essere invece che venga sentito sempre meno, devo dire, per quella che è la mia esperienza professionale, vedo che sempre meno si tende ad ascoltare, e invece dovrebbero essere i primi a essere ascoltati, perché loro sanno con chi vogliono andare, ma è un discorso difficile, molto delicato, però, perché sono equilibri difficili. Cominciamo ad ascoltarli veramente, poi li roviniamo per tutta la vita.
vista. Questo perché, sì, però poi sì, è molto valorizzato adesso il diritto alla bigenitorialità, quindi io vedo e onestamente penso, questa è una mia opinione personale, che a volte effettivamente, come dice lei, questo diritto alla bigenitorialità, che è correttissimo e va assolutamente tutelato, perché i bambini hanno bisogno di 2 genitori, non solo della mamma o solo del papà, in alcuni casi effettivamente diventa quasi una lesione del diritto alla felicità, alla serenità del minore, quindi bisogna stare un pochino attenti a... Però lei vuole dirci un'altra cosa, vuole fare un appello. Perché vuole fare un appello? Perché io ho conosciuto questo avvocato che segue specialmente le donne separate. Però cosa succede? Nella separazione o nel divorzio i mariti non pagano gli alimenti, pochissime volte. Cosa succede, avvocato? Capita purtroppo anche questo, e succede, dunque, nonostante l'evoluzione sociale che è sotto gli occhi di tutti, le donne lavorano, si dice sempre che ci siamo emancipate, purtroppo poi è difficile che davvero ci sia un bilanciamento dal punto di vista della retribuzione, quindi il coniuge più debole economicamente ancora oggi molto spesso è la moglie. Di conseguenza poi questa debolezza economica nella fase della disgregazione della famiglia diventa un handicap, e quindi spesso io vedo molte donne che accettano dei compromessi o delle situazioni che non dovrebbero essere accettate, perché si sentono deboli, perché sentono di non avere la struttura, sentono di non avere delle risorse economiche per poter combattere, quindi si adattano, si adagiano e si scoraggiano. Questo invece non deve essere, perché bisogna che anche la donna nella disgregazione familiare, poi per carità non voglio fare di ogni erba un fascio, certo poi ci sono anche soggetti deboli che sono i mariti, però prevalentemente io mi sono imbattuta in casi di questa natura, quindi non devono scoraggiarsi perché gli strumenti ci sono, l'ordinamento ce li riconosce. Poi vi sono i casi limiti in cui purtroppo risultano poco efficaci, però è importante agire subito, perché a volte invece si lasciano andare delle situazioni che poi diventano irrecuperabili, e quindi quello è un peccato. Allora, visto che è un peccato, non è un peccato venire a fare la spesa, chiudiamo questa prima parte con il Banco Solidale. Ciao grande famiglia, oggi siamo nel Parco dello Storga e andiamo a vedere il nostro orto, ma prima io devo ringraziare tantissimo l'azienda La Padana di Paese, che anche quest'anno ci ha riempito di fiori e di ortaggi. Venite a vedere, guardate che meraviglia, queste sono tutte piantine che ci hanno regalato e adesso sono al massimo della fioritura, guardate che belle. E qui siamo arrivati al nostro orto e ringraziamo ancora l'azienda La Padana, perché guardate piantine che ci ha regalato. Sono 5 tipi di pomodori, melanzane, peperoni, cocomeri, zucchine, c'è un po' di tutto, e vedete che sta nascendo le nostre piantine. Abbiamo già preparato i pali anche per i pomodori e guardate una cosa bellissima, finalmente sono fioriti i carciofi, fioriti, poi hanno fatto il carciofo. Sono 2 anni che li aspetto, eccoli qua. Poi c'è il terreno che è meraviglioso secondo me qua, guardate anche la salvia, tutte le piantine adesso appunto che la primavera sta veramente sviluppando i loro germogli, sono bellissime. Adesso vi accompagno da un'altra parte, guardate le rose, sono bellissime, una fioritura enorme. Il nostro meraviglioso kiwi, guardate, bellissimo, sta facendo proprio l'arrampicata. Qui il nostro mitico Dino con Enzo e altri volontari hanno piantato di tutto e di più, qua guardate, i glicini, le rose, gli iris. E poi andiamo a vedere una cosa molto bella, che è la nostra uva fragola. Guardate, da piantine piccolissime cosa sta nascendo, guardate, guardate, è piena, strapiena di acini,
perciò per noi è una grossa soddisfazione. Guardate il tronco di questo albero. Io sto aspettando l'agronomo perché vorrei capire l'età di questo albero. È una cosa meravigliosa, questo ti abbraccia, ti avvolge, è stupendo. Guardate il tronco di questo albero. È una cosa commovente, chissà cosa avrà visto questo albero, che storie qui del Sant'Artemio, dove una volta erano ricoverati, dicevano i matti, dicevano, invece è una delle persone veramente eccezionali. Pensate solo a Gino Rossi, uno dei tanti che citiamo. Chissà cosa avrà visto questo albero, io lo adoro questo albero qua. La natura ci insegna il rispetto e qui in questo angolo di paradiso si capisce cos'è il rispetto per la natura. Speriamo che duri. E qui siamo entrati nel nostro magazzino dove ci sono più di 7 tonnellate che gli alpini hanno raccolto per noi. I nostri volontari stanno ancora contando, controllando, di questa colletta alimentare nei 40 supermercati del gruppo Vega, che ringrazio tantissimo, che hanno messo a disposizione, e la gente ha risposto: guardate cosa è stato raccolto. Adesso noi piano piano dividiamo tutta questa merce, poi un po' alla volta viene portata al banco solidale in base alle richieste e alle esigenze che abbiamo e viene distribuita. Perciò le borse saranno veramente eccezionali. Grazie agli alpini e al gruppo Anna, grazie ai supermercati Maxi del gruppo Vega, grazie all'Asco Trade e a tutti i collaboratori e gli sponsor che hanno permesso di fare questa giornata meravigliosa il 19 maggio. Grazie veramente a tutti i cittadini che hanno donato per noi, per i Veneti Schiacciati. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Non finirò mai di ringraziarvi perché veramente sono delle cose importantissime per questo banco solidale, dove ogni settimana noi abbiamo centinaia e centinaia di persone che non ce la fanno, che non riescono a fare la spesa e che voi, grazie al vostro aiuto, io riesco proprio ad aiutare, perché questo è lo scopo, aiutare. Senta maestro, ho visto il parco dello Stolga e mi rivolgo anche al maestro Massimo Scattolin. Chissà che bello sarebbe fare un concerto su questo parco meraviglioso di 63 ettari, pensate, è una cosa incredibile, proprio per dare dei messaggi. Guardate che non è un obbligo, sapete, la Mirella è abituata così, quando mi viene qualcosa in mente lo dico, dopo se nascerà, nascerà. Però io penso che fare un concerto in mezzo alla natura, cosa dice maestro Scattolin? È una cosa meravigliosa, questa natura che veramente con questi alberi, che magari non sappiamo neanche di averli vicino. Più volte ho fatto concerti di questo tipo, ovvero in location veramente Stiamo sentendo intanto la colonna sonora del maestro Gianni Efrica. Prego maestro. E ricordo per esempio l'anno scorso, se non sbaglio, o 2 anni fa, perché il tempo ormai vola, ero in Australia, in una città molto piccola, quindi non nelle grandi metropoli, e c'era un festival molto importante, un festival estivo. L'inaugurazione del festival non si teneva in teatro, ma si teneva in un giardino, un parco, non un giardino, una cosa veramente meravigliosa, pieno di specie incredibili e messe in grande armonia tra di loro. All'inizio, ricordo, è stato un po' imbarazzante perché sullo stagno le rane cominciavano a dialogare un po' con la mia chitarra, però è stato abbastanza piacevole. E lei, maestro Efrica, cosa vuole dirci di questi parchi meravigliosi che abbiamo la fortuna di avere qui nella nostra città? Sai qual è la mia ossessione? Io sono ossessionato dal rumore. Dal rumore? Che non tollero più, veramente. Io purtroppo vivo in centro, quindi ambulanze che passano, gente maleducata che suona il clacson, è proprio l'inquinamento acustico. Non tollero più il rumore, sono diventato isterico ormai. Allora guardi, mia questo moglie parco è meraviglioso perché non si sente c'è una roba, solo gli animali. Sai, fare un concerto con un'orchestra d'archi in mezzo al parco così, certo che mi piacerebbe, basta organizzarlo.
Faremo io anche ci quello. sono. La ringrazio, tu lo maestro. sai che io ci sono. La ringrazio veramente di cuore. Con questa colonna sonora del maestro Gianni Efrica noi salutiamo perché loro ci lasciano. Maestro Massimo Scatolin ci delizierà la seconda parte con un'altra bellissima canzone e musica e poi se ne andrà, ma spero che ritorni. Non cambiate canale, rimanete con noi perché come si può perdere questa meravigliosa musica?